C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici, bentrovati. Chi non li conosce? Chi non li conosce quei due signori là in alto, Sono i Maz delle Ure e appena sotto, ai loro piedi, la torre dell'orologio, Piazza Loggia. Il quadrante che indica le ore è in stile italiano, infatti copre un arco di 24 ore. I quadranti da 12 ore, come quelli degli orologi attuali, si sono diffusi a seguito della Rivoluzione francese. Altra curiosità è che il mezzogiorno e la mezzanotte si trovano ai lati e non in alto. Questo perché dobbiamo immaginarci una linea dell'orizzonte che passa per il diametro dell'orologio, al di sotto le ore notturne, sopra invece le ore diurne. In realtà c'è anche un secondo quadrante dell'orologio sul retro della torre in via Beccaria. L'autore di questo secondo quadrante è tuttora ignoto. Resta seul baquetou. Che vuol dire resta seul baquetou? Potremmo chiederlo a quei signori là in alto con una campana in mezzo, ma sono un po' troppo lontani. Chiediamolo ai bresciani, va? Allora, restare sul bacchettone mi viene, però non ho idea. Resta. Un profe bacchettone. È una roba, mi viene questo, però non so. Edoardo Vianello con le pinne. Fucile d'occhiali. Quando il mare È una tavola blu. Restare sul balcone? sai meno meno. Non lo so. Non lo so. Vai. Resta sul baquetou. No, non lo so. Questo le signore sono informatissime secondo me, vero? Abbiamo studiato? Sì, molto. Ottimo. Resta sul baquetou. Chi risponde? Rimanere invischiati in una situazione da cui non ci si libera. Non è questa, vero, la situazione? No, assolutamente. Restare sul baquetou. Pensi ai cacciatori. Restare baquetou è come un banco. È un casotto, no? Baquetou, no. Resta sul baquetou. Lei, sai cos'è? È quelli che vanno a fare l'apposta sulla caccia. Che mettono gli uccelli sul baquetou, attaccati alla cosa e fanno il richiamo. Vuol dire forse rimanere sul pericolo, insomma, momento del pericolo, e quindi è rischioso, insomma. Sempre lì in ballo, sul pericolo, insomma, sì. Io non c'è. Senti, secondo te che significa resta sul baquetou? Tu conosci il dialetto bresciano, no? No. Mannaggia. No. Restare sul baquetou, banchetto, non saprei. Ma bacchettone mi ricorda un muralista, uno che è rigido nella morale così, però non so se la traduzione letterale È attinente. è attinente, sì. Sinceramente no. Che cosa le fa venire in mente? Restare sulle sue, essere un po' così, non dare nessuna opinione, rimanere un po' così nel generico. Restare sul baquetou. Per me significa restare fesso, di stucco, se no mi aiuti lei. Ho 84 anni. 84 anni. Complimenti. mi fa piacere che me lo dica. Che significa resta sul baquetou secondo lei? Vuol dire fermarsi, questo sì, poi sul baquetou, questo è quello può. Fermarsi poi quel baquetou su via. A quanti di noi è capitato di rimanere invischiati in situazioni poco dignitose? Ecco, questo significa restare sul baquetou. Essere invischiati, rimanere intrappolati in situazioni poco piacevoli. E il baquetou, cioè il panione, è un attrezzo per la cattura di uccelli da passo e ovviamente ai giorni nostri proibito. Va bene, grazie amici per essere stati in nostra compagnia, ci rivediamo alla prossima puntata di C'entro Anch'io. Ciao ciao! C'entro anch'io.